piano il ritorno del Gay Pride a Treviso il 29 giugno, corteo in città dopo 3 anni, l'annuncio delle associazioni LGBTE, accordo con il Comune. I timori per la decisione della giunta di centrodestra svaniti dopo l'incontro con Conte, massima fiducia negli organizzatori del Gay Pride, dice il sindaco, sarà una manifestazione sobria e se sarò libero sarò presente. Autonomia, oggi il road show di Confindustria Nazionale che in Veneto ha incontrato i candidati alle europee, l'autonomia necessaria per l'economia, dicono Boccia e Zoppa, deve essere traino, non divisione. Blitz della Guardia di Finanza nel mirino, una frode all'IVA basata sull'utilizzo di fatture false, indagini anche nella Marca, sequestro da 2 milioni. Rischio astensionismo anche al 40%, l'analisi del politologo Paolo Feltrin sulle europee del 26 maggio, attenti, dice l'esperto, a credere che possano essere un test nazionale. La dunata degli alpini, tutto pronto per il via domani a Milano, l'appuntamento più atteso delle penne nere, circa 2000 gli alpini trevigiani in procinto di partire. Sarà una dunata senza iroso, le penne nere di Vittorio porteranno però alla dunata un oggetto appartenuto all'animale, pensano di ricordarlo in futuro in un museo. Telespettatori di Antenna 3, buona serata e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete sentito, il ritorno del Gay Pride a Treviso. Il 29 giugno prossimo il corteo sfilerà in città dopo 3 anni. 1, 2, 3! Nel giugno 2016 hanno sfilato lungo le vie del centro cittadino con cartelli e striscioni colorati. Dopo 3 anni di distanza è ufficiale, torna nel capoluogo della Marca la manifestazione organizzata a sostegno dei diritti della comunità gay. Lo stiamo annunciando adesso, quindi annunciamo appunto la presenza del Gay Pride a Treviso il 29 giugno. 3 anni fa il corteo colorato si era svolto in un clima di grande festa e serenità, anche se non erano mancate le polemiche quando era stato impedito al corteo di passare di fronte al Duomo. Il cambio di giunta con il centrodestra al governo aveva fatto temere un possibile stop che però non si è verificato. La comunità LGBTE presente in città è riuscita nel suo intento, il dialogo con Cassugana ha raggiunto l'obiettivo. Il Treviso Pride si potrà svolgere anche se non godrà del patrocinio del comune. Sarà a chiusura di una serie di Pride che vengono fatti nelle varie città, quindi non è più un Pride triveneto come quello del 2016, ma un Pride locale preceduto da Verona, Padova e Vicenza. Solo un mese fa la decisione della Giunta di togliere il comune dalla rete Redi contro la discriminazione sessuale. Le ragioni dell'uscita dalla rete Redi noi ovviamente non le abbiamo condivise, abbiamo espresso il nostro rammarico per questa decisione che ha sicuramente dato un segnale ecco, che è stato accolto non certo in maniera positiva dalla comunità LGBT. Lo stop della rete Redi nonostante tutto non ha impedito il via libera al Gay Pride. In attesa del corteo la Marca si veste di arcobaleno. Da venerdì 10 maggio per 3 giorni prenderà il via la seconda edizione di Cupido Treviso e Quality Festival. Mostre, film e convegni animeranno il capoluogo in occasione del 50° di Stonewall. Dal giugno del 69, quando un gruppo di poliziotti fece irruzione nel club gay Stonewall Inn di New York, picchiando senza ragione i gay presenti, di strada ne è stata fatta tanta, anche se le discriminazioni di natura sessuale sono ancora dure da sconfiggere nel mondo e in Italia. Oggi come allora per la comunità gay è importante scendere in strada e mostrare a tutti che loro esistono, che il tempo di nascondersi è finito. Massima fiducia negli organizzatori, sarà una manifestazione nel rispetto di tutte le sensibilità presenti in città, così il sindaco Conte spiega il via libera del comune di Treviso al Gay Pride. Ricordo che il Gay Pride quest'anno si svolgerà in tutte le città capoluogo del Veneto, arriverà anche a Treviso. Io credo che
se questo è l'atteggiamento che l'associazione ha assunto nei confronti dell'amministrazione, andrà tutto nel migliore dei modi, senza polemiche, perché alla base c'è il rispetto tra le persone. Un dialogo pacato e sereno basato sul rispetto reciproco arriva a sorpresa il via libera del Comune di Treviso all'edizione 2019 del Gay Pride, quella manifestazione per i diritti omosessuali che 3 anni fa aveva portato la Lega con tutto il centrodestra a contrastare duramente la decisione della giunta dell'allora sindaco Manildo, e più di qualcuno si è stupito dell'ok di Casugana dopo la decisione dell'amministrazione di uscire lo scorso febbraio dalla rete dei comuni contro le discriminazioni per orientamento sessuale. Noi abbiamo deciso di uscire dalla rete Redi, ma non ci tiriamo indietro quando è ora di manifestare e di combattere a favore dei diritti civili. Dalle note posizioni gentiliniane sugli omosessuali, la svolta di Conte appare totale, come totale, ribadisce il sindaco, è la fiducia negli organizzatori del Gay Pride. Loro sanno che anche per la buona riuscita della loro iniziativa questa manifestazione deve essere sobria e rispettosa nei confronti di tutti, quindi sono assolutamente certo che non ci saranno eccessi. Le prescrizioni che verranno date al corteo arcobaleno, precisa il sindaco, saranno quelle di tutte le altre manifestazioni che si svolgono in città. Ci sarà un vaglio della Polizia Municipale e della Questura, ma esclusivamente per questioni di ordine pubblico, non certo per questioni ideologiche. Anche Treviso dichiara guerra ai cannabis shop. Sosteniamo con forza la battaglia del ministro dell'Interno Salvini per la chiusura di tutti i cannabis shop che non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali. Lo affermano in una nota congiunta i sindaci di Treviso, Mario Conte, e di Vicenza, Francesco Rucco. In un momento storico in cui si è abbassata l'età media di primo consumo degli stupefacenti e in cui i giovani hanno facile accesso allo sballo, proseguono i 2 primi cittadini, è necessario bloccare la diffusione di questi negozi che risultano essere un primo e pericoloso approccio all'illegalità. La droga non è light, non è aggregazione, non è divertimento, è soltanto distruzione, concludono i 2 sindaci. Parliamo ora di autonomia, perché oggi al roadshow di Confindustria, che ha incontrato a Venezia i candidati alle elezioni europee, si è parlato anche di autonomia del Veneto. L'autonomia del Veneto rientra perfettamente in un contesto europeo nel quale le regioni più efficienti diventano traino e non divisione. È quanto emerge dal roadshow di Confindustria, che ha incontrato nella sua sede veneziana i candidati delle varie forze politiche alle prossime europee. Presente il leader nazionale degli industriali Vincenzo Boccia, che assieme al presidente veneto Matteo Zoppas ha sottoposto all'attenzione dei candidati le proposte delle imprese per l'Europa di domani. Resta da capire come possano amalgamarsi le visioni europee, europeiste e nazionali dell'associazione di categoria con l'ormai impellente necessità di autonomia del Veneto. La volontà di autonomia deve recuperare efficienza all'interno della regione, non deve costruire nuovi centralismi, mi sembra che questa è la linea di direzione, quindi un'Europa all'interno della quale ci siano regioni che sono più efficienti e che chiaramente governano al meglio ci può essere senza far venire meno la cosiddetta politica di coesione, ma sono elementi che sono compatibili e non antitetici. Resta il fatto che il Veneto, locomotiva del paese, ha bisogno di briglie sciolte e non di legacci, paletti e pastoie, per non parlare del fatto che chi fa impresa vuole in primis uscire dal clima da campagna elettorale nel quale l'Italia vive ormai da mesi. Le imprese venete sono una delle locomotive d'Italia, senza scontentare gli altri. Siamo delle imprese molto importanti del nostro paese, siamo dei generatori di idee e di valore aggiunto, dobbiamo poterlo capitalizzare, perché le zavorre che noi abbiamo da questo sistema paese devono vedere un trend che si inverte, quindi senza fare puntare per forza il dito su questa classe politica di oggi, ma in genere abbiamo bisogno che la politica cominci a invertire il trend. Ecco quindi il richiamo di Confindustria alla politica. Noi stiamo aspettando che si muova qualcosa, è strano che ci sia un consenso dichiarato politico da parte di tutte le parti, soprattutto in Veneto, ma in qualche modo la cosa è arenata lì. Questo è un esempio di quanto male possa fare una incertezza o una non maggioranza netta di un sistema politico.
Presentati oggi a Treviso i dati sul turismo veneto, la spesa del turismo internazionale nella nostra regione è in aumento, bene ed in crescita quello balneare, più che positivo l'aumento della vacanza in campagna culturale e di degustazione che registra aumenti superiori al 20%. In totale ammontano a 6 miliardi spesi in Veneto dai turisti. L'economia legata ai flussi turistici nel Veneto è sempre in aumento, benché con velocità dimezzata, più 3,8% rispetto all'anno precedente, più 8,4%. Il dato positivo è emerso a Treviso nel corso della 19ª conferenza L'Italia e il turismo internazionale, promossa dal Centro internazionale di studi e dell'economia turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con Banca d'Italia. È un turista che sta scegliendo altre motivazioni, quindi il paesaggio come sistema di valori di produzione culturale, quindi un turista che non viene solo per visitare i centri d'arte principali, ma che vede la cultura in modo molto più sfaccettato, quindi conoscere la cultura del territorio, gli uomini, le storie, le tradizioni e anche l'enogastronomia e i prodotti tipici. La crescita di ricavi in Veneto è stata trainata dalla spesa dei viaggiatori per motivi di vacanza e in particolare da quelli che si sono recati nelle località balneari e nelle città d'arte. La crescita maggiore è stata per le componenti balneari, quindi per le destinazioni balneari che peraltro hanno saputo anche offrire non solo la componente di vacanza tradizionale, ma anche arricchire il pacchetto di servizi, e questo probabilmente è stato uno degli elementi che ha convinto in particolare i clienti dal centro Europa a visitare le nostre spiagge e a soggiornare lì. A spendere di più nella nostra regione sono i turisti tedeschi, statunitensi, francesi e cinesi. Calano russi e brasiliani a causa della criticità economica degli ultimi anni in entrambi i mercati. La maggioranza dei turisti ha alloggiato in strutture ricettive extraalberghiere ed il 75% ha scelto l'alloggio sul web, prenotando direttamente online 7 volte su 10. Un'altra notizia di cronaca ora, con un sequestro di beni e di valori per oltre 2 milioni di euro, che è il frutto di un'indagine della Guardia di Finanza di Verbania su una presunta frode all'IVA basata sull'utilizzo di false fatture. L'intervento ha riguardato le province di Treviso, Monza, Brianza, Como, Venezia, Milano, Torino e Biella. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Fabrizio Argentieri, hanno svelato la presenza di un collaudato sistema di frodi nel campo dei metalli ferrosi. L'emissione di fatture false da parte di società cartiere consentiva ingenti detrazioni di IVA alle società concessionarie. Ed ora il caso della donna trovata sgozzata nel Piacentino. Il marito, in fuga con i 2 figlioletti, è stato bloccato dalla polizia stradale in A4 a Cessalto. È rinchiuso nel carcere di Venezia in stato di fermo il marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Abdelkrim Froukai è stato rintracciato e bloccato ieri nel tardo pomeriggio sull'autostrada A4 nell'area di servizio Calstorta, in comune di Cessalto. L'uomo era fuggito in auto portando con sé i 2 figlioletti di 2 e 4 anni. È stato individuato grazie alla targa dell'auto segnalata ai varchi autostradali. La moglie, Damia El Assali, 45 anni, è stata trovata ieri mattina sgozzata nell'appartamento della famiglia. In un primo momento si temeva anche per la sorte dei 2 bimbi. Fortunatamente i piccini stanno bene. Gli inquirenti ritengono che verosimilmente non abbiano assistito all'omicidio della madre né si siano resi conto di quanto accaduto. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna è scattata la caccia all'uomo. Dopo alcune ore di buio la vettura del marocchino, una Fiat Panda, è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza dell'autostrada. La polizia stradale, allertata dai carabinieri di Piacenza, era pronta ad intervenire. Nell'area di Calstorta gli agenti della stradale di Portogruaro l'hanno bloccata. L'uomo è stato fermato, i bimbi presi in consegna da personale femminile della polizia verranno probabilmente affidati a dei parenti.
Una brutta notizia, ora è stato ritrovato nel Monticano proprio poco fa il corpo senza vita di Marino Pilon, l'idraulico di 65 anni, scomparso il 24 aprile scorso dalla sua abitazione a Fontanella. Era appunto scomparso da casa nella serata, la sua auto era stata ritrovata poco dopo, ma di lui si erano completamente perse le tracce. Appunto, come detto, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato poco fa nel fiume Monticano e estratto appunto dall'acqua dai vigili del fuoco. Parliamo ora di politica con un'analisi del voto per le prossime europee, rischio astensionismo anche al 40%. L'analisi è quella del politologo Paolo Feltrin. Attenti però, dice l'esperto, a credere che possano essere davvero un test per le elezioni nazionali. Sentiamo. Bisogna usare molta prudenza, perché la tendenza è inevitabile, è l'unico voto che ho tra un'elezione politica e l'altra, tra una regionale e una politica, e quindi la tendenza a dire beh, ha un significato nazionale, c'è tutto. Tuttavia bisogna stare ben attenti al fatto che l'europeo va a votare un 20-30, a volte anche di più, % in meno rispetto alle elezioni politiche, e quindi la domanda è: che cosa avrebbero votato le persone che sono state a casa o che staranno a casa? Quindi un metro per valutare questo è ragionare più in valori assoluti che in valori percentuali e vedere quanto ogni partito ha perso in valori assoluti rispetto alle ultime elezioni politiche. Se invece mi fido delle percentuali rischio di prendere lucciole per lanterne. Facciamo un esempio storico lontano. Nel 1984, proprio anche per come dire, la commozione sollevata dalla morte di Berlinguer dopo i comizi di Padova, l'elettorato comunista andò in massa a votare e per la prima volta in un'elezione nazionale, dal 46 in poi, il Partito Comunista Italiano superò la DC. Era vero? La risposta era no, semplicemente, data la particolarità delle elezioni europee e dato dal fatto che il 20% non votava rispetto alle politiche, il PC ottenne un risultato più elevato. Ecco. Continuiamo a parlare di elezioni europee, perché tra i vari partiti alle urne il 26 maggio anche il Partito Comunista che dice basta ai falsi proclami di chi vuole cambiare l'Europa e poi si tira indietro. Sentiamo. Ci sarà il Partito Comunista, ci sarà la falce martello, in tutta Italia, in tutte le circoscrizioni, da Lampedusa a Bolzano, da Torino a Bari. In corsa con il simbolo del quale sono orgogliosi perché rappresenta una storia lunga quasi un secolo, il Partito Comunista alle urne per contare in Europa, perché sostiene il leader Marco Rizzo, l'Europa va cambiata, nel profondo. Abbiamo presentato la lista del Partito Comunista perché siamo coerentemente contro questa Unione Europea, coerentemente contro l'euro, coerentemente contro la NATO. E lo diciamo, usiamo questo aggettivo della coerenza per criticare quelle forze politiche come la Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto una critica giusta sull'Unione Europea, ma poi si sono ritratti. Al bando le ipocrisie, dunque i falsi proclami di chi fa sempre marcia indietro, e tra i punti salienti del programma c'è ovviamente il cardine storico del partito, il lavoro. Nel nostro programma c'è scritto che dobbiamo lavorare tutti, lavorare meno e, aggiungo io, lavorare meglio, perché abbiamo di fronte un'alternativa, quella della barbarie, quella del comando assoluto mondiale, di una globalizzazione senza sentimenti, fatta da persone che neanche si conoscono e che hanno un potere immenso tra le loro mani. Pubblicità ora, a tra poco. E rieccoci in studio con la presentazione del bilancio di una delle banche nate dalla fusione di due crediti cooperativi, una scelta che sta pagando con una solidità finanziaria che significa soprattutto sostegno economico ad aziende e famiglie del territorio. Il 2017 è stato un anno ottimo, il 2018 è stato un anno ancora migliore, a testimonianza della bontà delle operazioni di fusione che abbiamo portato a termine in questi ultimi 3 anni.
Meno banche ma più strutturate, e questa è l'indicazione che emerge dall'esperienza di Centro Marca Banca, che tra una settimana presenterà agli oltre 8.500 soci il bilancio per l'approvazione. Quasi 15 milioni di utile, con un movimento complessivo da 3,3 miliardi, sviluppato da oltre 63.000 clienti. Numeri che sottolineano come nel mondo della cooperazione bancaria sempre più l'unione sia sinonimo più che di forza di sopravvivenza. 15 milioni di utile che danno un segnale concreto ai mercati. Si traduce in un significativo rafforzamento patrimoniale. Questo vuol dire che la banca è solida patrimonialmente, e questo si traduce e vuol dire poter erogare credito con maggior forza all'economia reale, aiutare famiglie ed imprese. Un'iniezione di liquidità da oltre 200 milioni di euro a sostegno del tessuto imprenditoriale, ma anche sociale, in linea con lo scopo dei crediti cooperativi. Un pensiero economico, ma ancor prima etico, che per troppi anni è stato in qualche modo trascurato dalle banche di tipo tradizionale, ma che solo ora stanno riscoprendo, ma che noi l'abbiamo sempre avuto. Banche del territorio che ne sono il termometro finanziario, e non a caso nel bilancio di Centro Marca Banca c'è l'aumento del risparmio delle famiglie in relazione al futuro, con balzi a 2 cifre sia per i fondi pensione, con quasi un quarto in più di adesioni rispetto all'anno precedente, ed un più 16,5% per le assicurazioni vita. Enesimi segnali di disillusione verso lo Stato, per un territorio che invece continua, nonostante alcuni casi dolorosi, a credere nelle banche di prossimità, in fondo vera espressione del risparmio veneto. Ed ora la pagina dedicata alla Dunata degli Alpini, tutto pronto per il via domani a Milano, l'appuntamento più atteso dalle penne nere. Sono circa 2000 gli alpini trevigiani in procinto di partire. Passa e incede la sezione di Treviso. Il conto alla rovescia è ormai scattato e tra qualche ora verrà dato il via ufficiale alla 92esima Dunata degli Alpini. Sono circa 2000 le penne nere trevigiane che si stanno preparando alla partenza per festeggiare all'ombra della Madonnina una Dunata che per gli alpini ha un significato speciale, quella del centenario di fondazione dell'ANA. Tutto è pronto ed organizzato in quelli che saranno i campi base delle penne nere trevigiane. Il grosso sarà su alla Fiera di Rho, dove ci saranno gli alloggi collettivi, e per quanto riguarda gli accampamenti, camper e quant'altro, zona San Siro. Una grande città metropolitana, Milano, sicuramente più dispersiva nella logistica di tante altre che hanno accolto gli alpini. Per questo, nonostante l'importanza storica della ricorrenza, le previsioni degli arrivi non puntano nemmeno ad eguagliare il record di Treviso del 2017. Prevediamo circa 400.000 persone, Treviso sono stati 650.000 nei 3 giorni. La zona dove ci sarà la Dunata sarà Piazza Duomo, tutta la parte del Duomo, Castello Sforzesco e il parco. E questa giornata di vigilia le penne nere trevigiane hanno voluto onorarla con i più piccoli, ottemperando uno dei cardini dell'ANA, che è proprio quello di fare cultura e di insegnare alle giovani generazioni la storia ed i valori del territorio. Eccoli quindi in visita ai luoghi della Grande Guerra con gli alunni dell'elementare Foscolo di San Gaetano. È giusto che i bambini capiscano già dalle elementari soprattutto il territorio in cui vivono e poi cos'è successo in questo territorio. Un popolo senza radici non ha futuro, quindi è il nostro volere e compito di cercare di aiutare questi ragazzi a crescere con una identità. Quindi per questa cosa noi facciamo queste cose all'interno delle scuole e non solo. E quella di Milano sarà la prima adunata senza iroso, ultimo mulo alpino morto la scorsa settimana, ma il suo ricordo resterà impresso a Vittorio Veneto e non solo. Il ricordo di Iroso è universale, cioè voglio dire non è una questione più di Vittorio Veneto, neanche dell'Italia, è una questione del mondo, perché da ogni parte del globo ci chiamano, ci scrivono, vedremo appunto anche di ricordarlo in qualche museo storico. Iroso se n'è andato una settimana fa lasciando un grande vuoto tra le penne nere vittoriesi, ma non solo. Ormai la sua storia è conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. In questi giorni, da quando si è saputo della sua morte, da più parti stanno arrivando dimostrazioni di affetto per l'ultimo mulo alpino e tanti coloro che vogliono ricordarlo. È nato un puledro di un centro nazionale importantissimo e il bello della notizia è che ci hanno chiesto di poter dare il nome e battezzare questo puledro, Iroso. Iroso adesso verrà cremato. Raccoglieremo le ceneri
e faremo una cerimonia senz'altro qui in Vittorio Veneto per conservare le ceneri, per dare anche appunto visibilità, una cerimonia che sarà pubblica, e la nostra idea al momento è quella, ma mi pare che sia condivisa, di conservarle presso il monumento alle Penne Nere a Sant'Andrea, monumento costituito appunto da un mulo e da un alpino. Di Roso resterà lo zoccolo con la matricola 212. Non è ancora stato deciso dove sarà conservato, ma una cosa al momento è certa: non sarà alla Dunata di Milano. Credo comunque che gli daremo una sede dignitosa, ecco, che sia proprio legata a quello che il Roso è stato, è e sarà per le truppe alpine, ma non solo. A Milano però il Roso ci sarà in un certo modo, e non solo nei ricordi delle Penne Nere. Pensiamo che sia giusto serbare una sorpresa a tutti, all'Italia intera quantomeno. Ci sarà effettivamente un qualcosa che è appartenuto a Roso. Ed ora lo sport con il basket, la De Longhi domenica ai quarti playoff contro i Rieti dopo aver passato il turno ieri sera contro Trapani, ma per Lombardi stagione finita. Nel pomeriggio arriva il verdetto dei medici dopo l'infortunio in campo. Andata, spauracchio, eliminazione alle spalle, c'è voluta gara 5, c'è voluta la partita da dentro o fuori, l'ultimo appello, ma al Palaverde la De Longhi ha mostrato, perché in campionato solo la Fortitudo ha fatto meglio. 90-66 per scacciare lo spettro Trapani e un tutt'uno con gli spalti del Palaverde. Proprio nei momenti più duri un Palaverde che ci ha sorretto, e poi quando è stato il momento tutti insieme abbiamo dato la spallata finale. È una empatia che deve continuare a crescere, come deve ancora crescere tanto la squadra in questi playoff. Crescere sì, perché arrivare a gara 5 dopo il 2-0 iniziale non era proprio nei piani, così come non era nei piani l'infortunio che ha colpito Lombardi, una rottura del tendine d'Achille che gli fa dire addio al resto della stagione. La conferma è arrivata nel pomeriggio dai medici. Ma la De Longhi c'è, ed è ancora il terzo quarto dopo 2 frazioni equilibrate il momento chiave. Così come in gara 4 c'è stato il blackout, in gara 5 arriva l'accelerata portentosa, un quarto da 33 punti che schiaccia definitivamente Trapani. Logan il migliore in campo con i suoi 24 punti, ma è tutta la squadra a seguirlo. Ora mente subito a domenica, ancora al Palaverde per i quarti contro Rieti, cercando di non pensare troppo alla gravità dell'infortunio di Lombardi. È un turno di playoff che ci ha fatto crescere molto, che ci ha dato grande consapevolezza, ci ha fatto entrare a tutti gli effetti dentro l'atmosfera dei playoff, e sono molto contento perché comunque la squadra è uscita in tutta la sua forza, ma soprattutto ha avuto grande coraggio, è venuta fuori in quell'identità che stiamo cercando di costruire sin da giugno. Era l'ultimo servizio, tra pochissimo vi lascio a 20:10, si parlerà di elezioni europee. In studio Nicolas Micheletti del Partito Animalista e Remo Sernagiotto di Fratelli d'Italia Conservatori e Riformisti. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, sarà dunque una giornata prevalentemente soleggiata. Vediamo il dettaglio di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si esclude però qualche occasionale piovasco pomeridiano sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 3 e 12 gradi, massime in aumento, oscillanti invece tra 17 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata di venerdì, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con cielo al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento sui settori di confine, tuttavia del tutto innocuo. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime piuttosto gradevoli sui 22 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.